Siamo qui con Mister Salvin, seconda promozione con i colori del Morsano. Bene. Promozione sofferta e comunque meritata. Quali sono le sue impressioni, Mister? Niente, abbiamo fatto un buon campionato, siamo stati in testa dalla prima all'ultima giornata, partite difficili, abbiamo trovato squadre buone, ma ci siamo riusciti. L'altro anno l'avevamo promesso e quest'anno siamo riusciti ad ottenere la promozione. Costruire questo gruppo, ci sono state delle vicissitudini particolari negli anni passati, ma com'è stata? Alla fine gli sforzi hanno pagato? Abbiamo avuto la capacità di fare due buoni acquisti che ci hanno aiutato ad ottenere questi risultati. La squadra era già buona l'altro anno, potevamo riuscirci anche l'altro anno, un po' di sfortuna, un po' di incidenti e non ci siamo riusciti e quest'anno finalmente ce l'abbiamo fatta. Un'ultima domanda, è stato uno sforzo secondo lei più del collettivo o sono state alcune individualità che hanno fatto la differenza? Diciamo un mix di queste cose, un po' lo sforzo del collettivo e un po' la bravura di certi giocatori che abbiamo fatto giocare quest'anno. Quanto è stato importante il presidente Paolo Zè per la riuscita di questa promozione, di questo campionato? Diciamo tutto, perché se non c'era il presidente non c'era il Morsano, non c'era questa squadra, non c'era questo gruppo. Bravissimo il presidente. Allora complimenti al mister e complimenti al presidente. Presidente, una dichiarazione. Sono orgoglioso di questi ragazzi e tutta la ST Morsano. Ok, complimenti.